Che i valori dello sport servano anche per fare impresa è innegabile, perché intanto ci vuole dedizione, ci vuole passione, ci vuole allenamento, bisogna essere costanti anche nell'impresa. Io credo che la correlazione tra sport e impresa, imprenditoria sia molto importante, soprattutto quando si parla di valori interni, quindi per me valori tipo team first, che noi usiamo spesso, quindi fare squadra, rispetto, integrità. Sono tutti valori che nello sport sono fondamentali per la riuscita, nel mio caso sport di squadra, per avere una squadra di successo, e credo che per avere un'azienda di successo i valori siano fondamentalmente gli stessi. Sono due mondi diversi ma paralleli, perché sotto c'è sempre sacrificio, c'è gioco di squadra, c'è amicizia, ci sono tante cose che possono legare le due cose. Sono la responsabile allenatrice della Dolomiti Nuoto e ho aperto la piscina Sporting. La mia più grande passione è lo sport e sono un atleta di corsa. Sicuramente l'allenarmi, il credere nello sport mi aiuta tantissimo anche a credere in tutto il resto. Ho diverse tecniche che sto imparando ad utilizzare, come ad esempio la visualizzazione, dove vado a visualizzare mentalmente la gara che andrò successivamente a fare in modo da essere mentalmente pronta, ricercando le sensazioni. L'obiettivo può essere magari suddiviso in micro obiettivi, da quelli più breve termine fino ad arrivare a quello a lungo termine, in cui si costruisce giorno dopo giorno per arrivare a quello a lungo termine. Non mollare mai e crederci sempre che qualsiasi cosa può essere realizzata.